Adesso Ah, certo. era dopo che lui facesse un gioco con te, no? Danila, come siamo coi tempi? Perché qua Ci siamo. Salutiamo l'ospite. Buonasera, Mago, contentissimo di conoscerla. Aspetta, vuoi fare una domanda all'ospite? Io pure volevo fare una domanda, l'hanno fatta tutti, la devo fare io. Allora, innanzitutto io sarò breve, ho conosciuto... Sarai corto più che breve. Ho conosciuto Ruggero Sardo un po' di tempo fa, insieme abbiamo... Diciamolo, lui... per merito della misericordia non ci siamo conosciuti. Sì, che io ringrazio. Una serata sempre. di beneficenza della misericordia a San Giovanni la Punta, non ci siamo conosciuti ed è nato questo amore. Mi ha portato bene, mi ha portato con lui in tantissime serate, abbiamo fatto questi 2 anni serate in piazza. Ma una ognuno cosa... di noi ha delle colpe, io ho questa. Io una cosa te la voglio domandare, sì. Ruggero, stavolta ti do del tu, ti do sempre del lei in diretta, noi siamo amici. Mi dica, Mago Peppe. Senti l'esigenza di baciarmi? Sì, Mago, sì, Mago, vieni qua. Vieni. Vabbè, facciamo il gioco. Allora, non vorrei fare ingenuità di cita, Mago. Allora, quest'oggi farò un gioco importante, infatti abbiamo anche la telecamera vicinissimo. Sì, perché abbiamo la telecamera dedicata, come fa Sky. Guardi qua, prendo una carta, sì. qualsiasi, quella che vuole, la faccia vedere a tutti la carta. Allora, possiamo fare un'altra cosa. La firmi anche, metto una sigla pure che la veda. Il pennarello è quello che è, quindi... Mamma mia, questo non è una macchia questa, vabbè. Allora, io prendo un'altra carta. Macchia, non macchia. Oddio, sembra Ruggero, una donna di quadri una volta al mese. No! Non va bene questa cosa. È la donna di Fiori. Non va bene. Io prima di cominciare... Sì? vorrei farle vedere, questa me la può dare, l'autenticità di questa pinzatrice. Sì. Mi pinzi le carte, mi pinzi. Vero, buca. Buca? Buca. Quindi una bucatrice. Buchi. Allora, maestro, fammi un buchi. a noi interessa però la carta che ha preso Ruggero Sardo. Allora prendiamo la carta, la mettiamo qui e io faccio vedere che insomma tutte le carte sono una diversa dall'altra e qua comincia un gioco che ha dell'incredibile. Sì. Allora io prendo la carta, la buco, Sì. La foro. ecco qua il buchino. Sì. Allora signori, guardate cosa riesco a fare. Ora ve lo faccio vedere anche in diretta. 1, 2, 3. Prendiamo la carta. 1, 2, 3. Signori, il buco si è trasferito. Miracolo, ci vuole l'applauso, Mago, ma sai che sei bravo? È un buco vero, è un buco vero, come diceva la canzone del mio amico Giancarlo Guerrieri. Un buco. Era bello, Mago Peppe. È un piacere. Grazie, baciamoci, Mago Peppe, baciamo. Bravo il Mago, Bravo il Mago.